il cancelliere. Secondo, bisogna andare oltre queste classifiche per dire chi le finanzia, con quali finalità. Perché, attenzione, dietro a questi organismi internazionali ci sono dei massicci investimenti non dichiarati di parte di gruppi di potere che vogliono spingere una determinata agenda. Allora, negli Stati Uniti, che noi sentiamo citati come modello di giornalismo libero, indipendente, eccetera, scusate, io non vedo molta differenza con l'Italia. E ne avete la controprova. Vi davano la Hillary Clinton, parliamo del 2016, vincitrice alle elezioni, unanimità, e ha vinto Trump. Davano Trump perdente 2 anni fa e ha vinto. Hanno taciuto in maniera clamorosa su Biden, che aveva seri problemi cognitivi, ed era evidente a tutti, ma nessuno osava scriverlo, fino a quando poi non perse clamorosamente il dibattito TV con Trump. Hanno sostenuto ogni forma di guerra e di propaganda voluta in maniera arbitraria e scriteriata dalla Casa Bianca, sia con presidenti democratici sia con presidenti repubblicani. Allora vi dico, scusate, ma se questa è la stampa libera che dovrebbe essere un contropotere, siamo sicuri che la nostra sia così indietro? Il problema è che tutta la stampa occidentale ha perso quella sua funzione critica a cui accennavo nell'intervento precedente, e dunque abbiamo un problema che è generale, non riguarda soltanto l'Italia. Ecco perché io dietro a queste classifiche ci vedo delle intenzioni malevole, poi magari se cambia la maggioranza in Italia, ecco che l'Italia improvvisamente risale nella classifica, perché ora, che vi piaccia o no il governo Meloni, non voglio qui aprire questo dibattito, però dal punto di vista della gestione dell'informazione io non vedo grandi differenze col governo, anzi col governo Draghi c'era unanimità sconcertante. Vi ricorderete le conferenze stampa bulgare, no? In cui i giornalisti dicevano omaggiamo Presidente, meno male che lei è qui perché altrimenti non sappiamo, non se ne vada, resti con noi, cioè, cose che veramente, la pausa preventiva, entrava in sala e... Allora, però a quell'epoca l'informazione in Italia non era un problema, adesso è un problema, e dunque il consiglio che vi do è diffidate, diffidate, diffidate. E allora continueremo a leggerle, perché ce le faranno vedere, ma le leggeremo con queste avvertenze. Ma a proposito di classifica, ogni tanto ne leggiamo delle altre, no? Sulle le copie cartacee vendute dai vari giornali. Allora c'è il 90% dei quotidiani che scendono, ce n'è qualcuno che sale, qualcuno che resta. Ed è un dibattito che c'è ormai da una decina d'anni, che ne sarà della carta stampata. Io mi ricordo che quando mio padre, o non prendetevela, comprava il Corriere della Sera, non so se faceva bene o se faceva male, era grande così, sarà che io ero piccolino, poi hanno iniziato a ridurre i centimetri quadrati delle pagine, poi hanno iniziato a ridurre il numero delle pagine, insomma alla fine... costi, anche questo legato ai costi, alla raccolta pubblicitaria, eccetera. Credo che una domanda però che ci facevamo 10 anni fa possiamo farcela ancora. Tra 10 anni leggeremo ancora i quotidiani e ci sarà ancora qualcuno che va in edicola a comprarli o che sarà abbonato? E poi su questo crinale la televisione come è messa? La televisione che fa informazione? Prego. Vado io? Sì. Allora, fra 10 anni. Tanto per cominciare, suo papà aveva perfettamente ragione, caro Riccardo, perché il Corriere della Sera era un grande giornale. Il declino della carta stampata è chiaramente anche il declino dei grandi giornali italiani. Però la domanda non era esattamente questa, quindi guardiamo avanti fra 10 anni. La carta stampata sarà sempre più un prodotto di nicchia. Non voglio dire come il vinile perché significa che tornerà come modernariato, no, sicuramente no. La carta stampata resisterà ancora, sarà sempre più di nicchia, ma avrà, come io mi auguro che continuerà ad avere, come ha adesso, la facoltà, la capacità, la forza di dettare l'agenda alla televisione e addirittura
al web e ai social. Quello che viene pubblicato ogni mattina dai grandi giornali italiani, grandi in termini proprio di storia più che di numeri ormai, viene ripreso immediatamente da tutte le televisioni, diventa quasi scaletta dei telegiornali e diventa materiale sul quale poi si commentano queste notizie sui social e vengono riprese senza l'intermediazione dei giornalisti dai social stessi, per poi tornare in una specie di gioco al massacro all'interno dell'edizione del giorno dopo dei giornali. Quindi è una specie di cortocircuito che parte dalla carta stampata e che probabilmente continuerà a partire dalla carta stampata, sempre meno importante, sempre meno potente, sempre meno decisiva in termini di quantità e anche di qualità, ma sempre al centro del dibattito sull'informazione. Sì, oggi la carta stampata, vedete, ci sono sempre meno edicole, qui un tempo uno usciva e ogni 300 metri aveva un'edicola, oggi ce ne sono sempre meno, per cui è inevitabile che i giornali su carta tenderanno a diminuire. Sopravviveranno per l'effetto rassegna stampa. Oggi i giornali hanno ancora un peso importante perché i politici leggono la rassegna stampa ha l'effetto di lente di ingrandimento. Allora, io quando ero presidente della RAI la ricevevo per la RAI, esce un articolo su un giornale che parla di te e ti sembra che sia una cosa gigantesca, poi magari non ti rendi conto che quell'articolo è stato scritto da Il Foglio, ad esempio, che è un quotidiano che ha una tiratura ridicola ma ha molta influenza dentro il palazzo, e per cui l'effetto è: oddio, adesso tutta Italia parleranno male di me, cambia la mia reputazione. In realtà poi ti rendevi conto che il 99,9% degli italiani non se n'era accorto per nulla, e poi hanno questo effetto di ridondanza che è ancora importante. Però così non si reggono i giornali col tempo, dunque oggi è evidente che chi investe nell'editoria lo fa perché vuole avere un ritorno di immagine e di influenza sul potere politico, e questo spiega perché anche i giornali siano sempre più partigiani, sempre più schierati, oppure sempre più fintamente neutrali, e che va un po' a erodere, come dicevamo prima, quella che deve essere la funzione critica. Sa che Giorgio ed io siamo entrati nell'89, lo stesso anno siamo cresciuti sotto l'ala protettiva di Montanelli, questo sentimento di essere moderati ma intellettualmente coraggiosi ci è entrato nel sangue, e invece oggi vediamo tantissima strumentalizzazione, costante strumentalizzazione, e la televisione sta conoscendo lo stesso tipo di declino che ha conosciuto i giornali, e questa affermazione forse vi sorprenderà, però io, sia da studioso sia da presidente della RAI, avevo già notato ai tempi della mia presidenza dal 2018-2021 nonostante, a parte il periodo del Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa, allora gli ascolti andarono alle stelle perché chiaramente si guardava tutti la televisione, però finita l'emergenza il trend ribassista è continuato e continua oggi. Vi faccio un esempio: quando c'era la famosa trasmissione Portobello di Tortora, veniva vista, cos'era, il martedì pomeriggio o il venerdì pomeriggio, sera, non mi ricordo più che giorno fosse, da 25 milioni di italiani, e all'epoca eravamo cinquantina di milioni, cioè il 50% della popolazione italiana guardava una trasmissione. E la sera gli italiani, quel famoso slogan che fece Berlusconi, corri a casa in fretta, c'è un amico che ti aspetta, la televisione dominava, la guardavano tutti, la guardavano i bambini, la guardavano gli adolescenti, la guardavano gli adulti, la guardavano gli anziani. Oggi la televisione è vista costantemente solo dagli over 70, occasionalmente tra i 50 e i 70, e ormai in modo molto marginale dai ragazzi e dai giovani. Io quando faccio i corsi all'università chiedo sempre: voi guardate la televisione? La risposta è sconsolante. Questo cosa significa? Che il cellulare e internet ha cambiato le nostre fruizioni mediatiche di intrattenimento, e dunque la televisione, come televisione lineare che accompagna le giornate, che influenza l'opinione pubblica, si sta progressivamente asciugando. E oggi credo che in prima serata l'ascolto medio sia di 16 milioni, sono tanti, però sono 60 milioni di abitanti, significa che sono meno di un terzo.
Per cui alla fine si asciuga. Infatti alcune trasmissioni, guardate quando vedete gli ascolti, share dell'80, 50, 60, anche Sanremo, l'ultimo Sanremo ha fatto 11 milioni, 12 milioni di telespettatori, tanti, però se tu pensi su Sanremo 20 anni fa mobilitava 30 milioni di italiani, 40 milioni di italiani, cioè lo guardavano tutti. Oggi in diretta lo guardano sempre meno. C'è l'effetto anche qui di ridondanza, perché prendi i 2 minuti magari della lite oppure del cantante che ha fatto discutere, eccetera, però la fruizione tradizionale della televisione continua a diminuire. E quando i pubblicitari si accorgeranno che fare pubblicità in televisione significa parlare a un pubblico anziano che ha abitudini di consumo e non è più propenso all'innovazione, perché come è normale che sia, ecco che anche la televisione, che oggi ancora si fanno degli utili in televisione, probabilmente rischierà di perdere ulteriormente. La grande sfida per i grandi media è abbracciare la digitalizzazione, abbracciare un nuovo modo di fare giornalismo, essere consapevoli che la concorrenza dei grandi giganti americani del web, i famosi big tech, è enorme, e il servizio pubblico in particolare, che ovviamente conosco molto bene, avrebbe un grande ruolo, ma sta perdendo anche questa occasione. Dunque anche il futuro della televisione non è roseo. Prego. Come? No, c'è. No, va benissimo questo, sì. No, mi ero dimenticato per strada una cosa che secondo me è interessante trasferire alla vostra sensibilità. Per il filosofo Hegel la carta stampata era la preghiera laica del mattino, l'informazione poi in realtà era la preghiera laica del mattino. Cosa ha perso l'informazione quotidiana? Cioè proprio cosa abbiamo perso noi come cittadini con il declino della carta stampata? Abbiamo perso, diciamo, 2 pilastri. Il primo è la qualità nel peso specifico delle notizie, lo stiamo verificando, cioè, quella qualità si è anacquata, perché mi ricordo, noi avevamo, quando c'era solo la carta stampata, quindi il quotidiano edizione del giorno X e il quotidiano edizione del giorno dopo, quindi 24 ore di tempo. Ok, noi avevamo 24 ore di tempo per fare 7 operazioni in redazione: trovare una notizia, verificarla, scriverla, correggerla, elaborarla con eventualmente interviste, approfondimenti e quant'altro, titolarla e impaginarla. Cioè, l'ottava operazione era schiacciare il pulsante della rotativa e far uscire il giornale. 7 operazioni in 24 ore. Ora quelle 7 operazioni in teoria dovrebbero essere fatte sul web in un quarto d'ora. Voi credete che sia possibile? Voi credete che sia possibile farle tutte o qualcuna viene tralasciata, e farle bene? No, non è possibile. Assolutamente, è inutile nemmeno provare, perché tra 24 ore e un quarto d'ora non c'è nessuna partita possibile. La seconda sconfitta è nella qualità della scrittura. Il giornale era un piacere, per quello diceva il papà, il Corriere della Sera allora, ma anche il giornale ovviamente, ma anche la Repubblica, c'erano delle firme clamorose, era bello leggerle non solo per le notizie che ci davano, ma per come ci davano queste notizie, una scrittura pazzesca, bravissimi, meravigliosi. Mi ricordo l'ultima intervista che feci a Indro Montanelli e gli chiesi proprio, lui me lo passò la Iside Frigerio, che mi disse: ma sì, te lo passo il diretto, non parlava più con nessuno quasi, non aveva, e dice: ma se te lo passo così lo saluti, poco prima che morisse. E io gli feci, fra le altre domande, queste, dico: ma direttore, ma l'inviato, ma ha ancora un senso l'inviato? Lui disse: no, l'inviato è morto, non ha più senso l'inviato, perché la televisione ci ha superati, arriva prima, perché internet, lui ovviamente cominciava capiva cosa stava arrivando, sarà uno tsunami per la velocità della notizia che ci arriva addosso, H24, e però poi fece una pausa e disse: ma quando Ettore Mo parte per il fronte, io parto con lui. Eccolo, il grande inviato, che comunque era in grado di emozionare, che comunque era in grado di trovare le parole giuste per descrivere un grande fatto. Ecco, questo noi l'abbiamo perso.
Purtroppo l'abbiamo Scusa, perso. aggiungo una cosa, detto da un collega che scrive divinamente, ovvero Giorgio Gandola, per cui... Applauso. Avevo il problema della cena stasera, l'ho risolto, grazie. Ma allora prima Foa parlava di giornali, anticipo una domanda perché Foa diceva giornali sempre più schierati, no? Allora una domanda che mi ero fatto io... No, tanto perché pare che delle volte andiamo a comprarci un quotidiano, e lo dico da me stesso, no? Pare che andiamo a comprarci qualcosa per sentirci dire quello che vogliamo, per essere rassicurati nelle nostre poche o tante certezze, no? Vado a comprarmi il Tempo, vado a comprarmi il Giornale, oppure vado a comprarmi Repubblica, il Domani, quello che è, insomma ognuno ha le sue, e delle volte andiamo... Ma allora... La domanda che volevo farvi è questa: che differenza c'è tra una linea editoriale chiara, seppur schierata, ma chiara, limpida però, cristallina, decisa, e una linea editoriale meramente faziosa? Prego. È che la linea meramente faziosa sfocia nella propaganda. E la propaganda purtroppo è inaccettabile. Cioè, ancora una volta, il giornale di Montanelli aveva una linea chiara, era un giornale liberale, moderato, intellettualmente coraggioso, di cui aveva tanti lettori affezionati, però non faceva propaganda, cioè il potere politico lo trattava, sì, ovviamente un po' più compiacente rispetto a una parte, rispetto all'altra, però non avevi mai la sensazione che fosse un giornale di partito. Oggi, a parte 2 quotidiani che secondo me restano indipendenti, che sono La Verità, su cui scrive Giorgio Gandola, e Il Fatto Quotidiano, che sono infatti posseduti dai giornalisti, il resto è una sorta di azione politica dei quotidiani, in cui tutto viene interpretato in maniera molto faziosa, strumentale e volta sempre con lo sguardo rivolto verso il palazzo e non più verso il lettore. E i giornalisti hanno purtroppo rinunciato, ma questo perché sono gli editori che poi ti portano a questo. Se l'editore, intendiamo, se l'editore ti dice io investo questi soldi e tu devi, c'è stato un caso recentemente che il direttore del Messaggero è durato un mese, perché evidentemente Caltagirone gli ha dato certe indicazioni, lui ha voluto fare qualcosa di testa sua, deve aver pestato qualche callo un po' sensibile e il direttore è saltato. Che è perfettamente nel diritto dell'editore, è l'editore che decide quella linea. Però la differenza rispetto al giornale di area che c'è sempre esistito è che il giornale di area è un giornale di area che si mantiene il suo metro di giudizio. Il giornale invece che è schierato diventa un organo praticamente di partito o di contesto politico. E poi ci sono i giornali che sembrano neutrali e che a volte la loro neutralità diventa o omertosa o fintamente neutrale, e ancora una volta io vi invito a pensare, ma il Corriere della Sera che tu leggevi da bambino, ma che anch'io leggevo, a casa mi sono fatto il giornalista che mio padre comprava il Corriere della Sera e il giornale, e io da bambino poi leggevo Montanelli, da lì che è nata la passione per il giornalismo. Il Corriere della Sera c'aveva fior di editorialisti, che tu leggevi quegli editoriali e dicevi chapeau, no? Poi se anche lo leggevano, perché anche quando si leggevano i giornali, io in metropolitana a Milano quando andavo al giornale mi divertivo a guardare come la gente leggeva il giornale. Gli uomini era questo, prendevano la prima pagina, un'occhiata veloce, poi in fondo alla pagina sportiva e poi magari ricominciavano oppure lo leggevano alla rovescia. I giornali locali, idem, occhiata prima pagina, la cronaca locale, lo sport locale, le donne, occhiata prima pagina, poi la pagina culturale, la pagina degli spettacoli, eccetera. Questo era lo schema classico, no? E vabbè, ci stava. Allora, ma l'articolo di fondo, che magari era letto solo dal 10% o 20% dei lettori, ma che non fosse il fondo di Indro Montanelli, aveva un peso anche intellettuale, di sostanza, di cultura, di approfondimento. Erano tutte anche poter ospitare un grande letterato o un professore universitario importante era un punto di onore per il giornale, e alcuni di questi articoli di fondo hanno segnato la storia d'Italia,
perché erano capaci di provocare anche dei terremoti morali. Oggi vi invito, qual è l'ultima volta che avete sentito che un caso alto politico o culturale è nato da un articolo, ad esempio, del Corriere della Sera? Io a memoria non lo ricordo. Allora, e questo è un altro problema, la grande stampa autorevole a volte perde un po' il coraggio di fare un giornalismo che a un certo punto deve pesare, perché attenzione, i giornali che titolano in maniera esagerata ogni giorno, che ormai è diventata un'abitudine, alla fine se tu urli, il giorno in cui tu devi davvero urlare perché c'è qualcosa di grosso, il pubblico si è ormai anestetizzato, non capisce più se è la sparata del giorno o se è la notizia importante. Il giornale che non spara, il giorno in cui spara, allora uno dice, caspita, ecco, questo purtroppo in Italia, ma anche all'estero, e vi dico che è uno strazio leggere gli altri giornali mitizzati, non accade più. E poi ci sono le campagne internazionali di diffamazione, oppure ancora di più per creare un pensiero unico, per cui di certi argomenti non si può parlare se non per ribadire un certo tipo di posizione. E questo faccio un esempio, prima si è parlato avete sentito chi era qui, tra Russia, Ucraina, eccetera, ma c'è un fatto molto semplice. Oriana Fallaci è diventata famosa anche perché un giorno andò da Khomeini e gli fece questa famosa intervista che poi fece il giro del mondo. Se Giorgio avesse avuto la possibilità di intervistare un grande, io stesso, politico che ha fatto la storia dall'altra parte del muro, noi tutti avremmo fatto i salti mortali. Ma oggi se qualcuno di noi andasse a intervistare Putin, ci crocifiggono, proprio, cioè, o ci bruciano o ci impalano, cioè, fanno scegli quale dei tre, come vuoi morire professionalmente. È così, che è la contraddizione. Cioè, quando c'era la guerra con l'Iraq, io avrei fatto le carte false per intervistare Saddam Hussein. E credo che avrebbe avuto all'epoca ancora una certa risonanza. Oggi andare a intervistare Mohammad Khamenei sarebbe ancora eresia. È questo che è cambiato, cioè il giornalismo di oggi ha le linee rosse in cui noi pretendiamo di essere democratici e liberi, ma lo siamo in realtà sempre meno, perché se tocchi certe linee rosse sei automaticamente un agente del nemico, un putiniano, eccetera, eccetera, eccetera. E screditare i giornalisti perché esercitano il loro diritto di critica, il loro diritto di dissentire dalla linea ufficiale e la volontà di andare a intervistare chi la pensa in maniera diversa, senza timore di fare propaganda, ma di capire, magari di sfidare anche l'opinione. Bene, questo era uno dei punti di forza delle democrazie occidentali dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino, fino all'11 settembre. Dall'11 settembre in avanti noi siamo diventati delle democrazie e un giornalismo è diventato sempre più sclerotizzato, sempre più rigido, sempre meno autorevole, sempre meno libero. Grazie. Come ci risponde Giorgio Gandola, che collabora con La Verità e con l'altro quotidiano, il Fatto Quotidiano, che tra le altre cose sono tra i due quotidiani che ancora in termini di copie sono tra i pochi a restare nella linea, si aggrappano ma non crollano dal punto di vista del numero di copie? Beh, i giornali hanno sempre avuto i supporter, cioè è sempre esistita l'affinità intellettuale, è sempre esistita la consonanza politica con la vicinanza o con un giornalista o con il direttore. Il Fatto Quotidiano e La Verità sono distanti anni luce come posizionamento, ma sono vicinissime come onestà intellettuale, e proprio come sottolineava Marcello, perché i proprietari sono i direttori. Cioè Belpietro è proprietario della testata La Verità, e Marco Travaglio, che peraltro era un montanegliano di ferro, pure lui aveva cominciato con noi al giornale, è proprietario della quota di maggioranza del Fatto Quotidiano. Quindi si può dire tutto, anche dal punto di vista appunto dell'interesse politico nello stare da una parte piuttosto che da un'altra, ma non si può certo dire che non siano due giornali onesti
e quindi quando ci si avvicina a questi giornali si sa che diciamo, la fonte principale della notizia è proprio il rispettare le regole del giornalismo, cosa che invece non avviene per giornali che hanno magari una allure, no, nettamente superiore per tradizione, per storia, per quant'altro, ma che stanno dentro quel lungo fiume navigabile del pensiero unico e non rischiano nulla, sono serenamente dentro il mainstream dell'informazione, e questo spesso sconfina nella propaganda. Il discorso dell'affinità intellettuale e della consonanza politica è nelle cose a tal punto che sui social esiste, perché l'algoritmo crea queste echo chamber in cui ciascuno di noi si ritrova a parlare con persone che la pensano come lui, per cui, e tra l'altro con una differenza rispetto ai giornali, senza il giornalista in mezzo, cioè con la disintermediazione totale. Sono i lettori o comunque i cittadini che parlano fra loro e che si formano delle opinioni, spesso stanno dentro questa camera di compensazione per cui l'opinione è sempre la stessa, declinata in 1000 modi, senza il giornalista che aiuti in qualche modo a creare una scaletta delle notizie, a dare un minimo di importanza a quello che viene pubblicato, perché il giornalista è stato letteralmente espulso dai social, se non come protagonista della sua posizione. Ecco, e poi un'altra cosa, scoprire, vero Marcello, l'abbiamo scoperto, che l'Unione Europea finanzia un gruppo di giornali, è ufficiale ed è riconosciuto e poi i bilanci sono pubblici, finanzia un certo numero di giornali, fa sorgere il dubbio che questi giornali non siano proprio sereni ed equilibrati, anche se si pensa che lo siano, quando devono giudicare l'operato dell'Unione Europea o di quelli che Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, definiva gli gnomi di Zurigo, in realtà sono gli gnomi di Bruxelles, insomma. Grazie. È proprio vero. Capita anche a me di aprire la mia pagina Facebook o Instagram e trovare tutta gente che la pensa esattamente come me. Dopodiché scopro che mi basta entrare in casa a parlare con mia moglie per capire che non è vero. E quindi ritornare nella vera realtà, quella quotidiana. Prima Foa parlava di Saddam Hussein, parlava della guerra del Golfo, lui ha dedicato un capitolo al tema sulla detenzione o meno delle armi di distruzione di massa di cui sarebbe appunto stato detentore il regime iracheno, e poi per scatenare quella che fu la seconda guerra del Golfo, non la prima, la seconda guerra del Golfo. Una fake news ante litteram, diremmo, no? Perché oggi diciamo fake news, Trump ci ha anche abituato a questa terminologia, all'epoca forse non so come si dicesse, ma comunque una balla colossale che ha sconvolto un pianeta, diciamo così. Lei ha dedicato nel suo libro Gli stregoni un capitolo. La domanda è, intanto se ci vuole riassumere un attimo, perché sono passati decenni ormai, ma in anni più recenti qualcosa del genere ce l'hanno fatto bere ancora oppure no? In continuazione. Allora infatti io quando queste polemiche che dicono su social ci sono le fake news, sì è vero ci sono le fake news, ma quando le fake news, quelle grosse, emanano da un'istituzione, da un governo, lì c'è da preoccuparsi. Allora io questo tema lo studio, l'ho scritto per la prima volta 20 anni fa, pensate, il primo libro, I stregoni della notizia, poi ne fece un altro, I stregoni della notizia, atto secondo, nel 2018, e da allora la situazione non è migliorata, anzi purtroppo l'informazione viene usata come veicolo spesso prioritario per sostenere certe politiche o giustificare certe azioni, e dunque si costruiscono ad arte o talvolta delle notizie. Pensate che la cosa più clamorosa, per ora insuperata, è quando parliamo dell'89, alcuni di voi, quelli con i capelli bianchi, se lo ricorderanno, c'era ancora Ceausescu in Romania, ci dissero che c'era stata una strage a Timișoara e i giornali parlarono di 20.000 morti, cioè 20.000 morti, e noi vedemmo anche le foto dei cadaveri per strada.
Dunque ci sono stati davvero 20.000 morti. Ebbene, volete sapere, se lo scoprì poi il Libération, fece un'inchiesta, all'epoca Libération era ancora un giornale di un certo livello, fece un'inchiesta e volete sapere quanti morti ci furono a Timisoara? 0. Fu un'operazione di intelligence e le foto dei morti, come furono scattate, presero i cadaveri dall'obitorio dove venivano messi i cadaveri non reclamati, di gente senza tetto, senza famiglia, eccetera, li portarono in mezzo alla strada, scattarono 3 foto, tutta roba da servizi segreti. Oggi si sa che dietro c'erano i servizi segreti occidentali, e poi fecero partire sto cancan che effettivamente indebolì tantissimo il governo di Ceausescu. Dopo qualche tempo ci fu un'altra rivolta a Timisoara con dei morti, ma quella lì fu 0 morti. Nel caso della guerra in Iraq è stato tutto una manipolazione ordita scientemente, perché c'erano tutti i report anche dell'intelligence che diceva non ci sono armi di distruzione di massa in Iraq, Saddam Hussein le armi batteriologiche e chimiche non le ha più, ma ci hanno fatto credere con una campagna martellante via il famoso New York Times, via attraverso la famosa Washington Post, attraverso la CNN, attraverso un coro assordante, al punto che l'isteria era tale in quegli anni che chi si opponeva alla guerra in Iraq, onore al merito a Schröder e Chirac, tanto per ricordare, veniva subito additato come un nemico degli Stati Uniti, al punto che l'isteria era tale che negli Stati Uniti ribattezzarono le patatine fritte French fries in Liberty Fries, perché non volevo più chiamare la parola French perché si osava opporsi a... Ma la cosa grave è che i giornali, anziché smascherare quell'operazione, la enfatizzarono e la avallarono. E queste cose continuano a getto continuo. Faccio fare qualche esempio recente, il primo che viene in mente. Vi ricorderete i titoli di 3-4 mesi fa, 4-5 mesi fa, l'aereo della von der Leyen piratato dai servizi russi, fuori uso il GPS, l'aereo della von der Leyen costretta ad atterrare, i piloti costretti a guardare le cartine. No, immaginate la scena, no? Cioè, questi piloti che prendono le cartine e dicono dove siamo? Cioè, la cosa lo lancia il Financial Times, che si beve una bufala colossale di uno spin doctor della Commissione europea, e siccome il Financial Times sono i meccanismi che spiego nei miei libri, viene ripreso subito da tutti i media. E dunque diventa la notizia, i russi, Putin ha cercato di dirottare l'aereo della von der Leyen. Poi c'è un sito che monitora tutti i voli istantaneamente e fa uscire una nota dicendo non è stato segnalato nessun problema con l'aereo della von der Leyen, l'unica cosa era un ritardo di 5 minuti, vabbè 5 minuti può anche stare. Magari per noi, cioè, ecco. Forse gli italiani sarebbero contenti. E poi il giorno dopo anche atterrava a Sofia in Bulgaria, il governo bulgaro diceva guardate che non è stata segnalato nulla alla torre di controllo di Sofia che l'aereo era un'anomalia. Cosa ha fatto il Financial Times? Il giorno dopo non ha più pubblicato un articolo di cronaca, ha pubblicato un editoriale in cui diceva luci e ombre eccetera, e nessun altro giornale ha rettificato. Questa è una tipica operazione di disinformazione per gettare discredito ai russi. Poi non è che i russi siano delle mammolette. Pensate che c'è una realtà di cui pochi sono consapevoli, che io cito spesso. Uno studio dell'Oxford Internet Institute di 3 anni fa ha dimostrato che oggi la disinformazione applicata da 80 paesi nel mondo, sono 80 governi nel mondo che infestano i social media col loro operato. Ha assunto proporzioni su scala industriale, e questo solo sulle fonti aperte. Aggiungete quel che fanno i servizi segreti, che per loro natura sono segreti, perché se no non sarebbero tali, e vi renderete conto di come in realtà oggi noi siamo ampiamente inquinati in tutto quel che noi vediamo, attraverso operazioni come quella, ce ne sono tantissime, che Saddam Hussein, Timisoara, l'aereo della von der Leyen, eccetera, 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 ma anche attraverso le cosiddette fake news sui social media, perché è facilissimo poter far passare con l'intelligenza artificiale, poi è ancora più facile.